Presidente, una mostra molto importante, una mostra che coniuga diciamo, anche la protesta, no? Anche l'indignazione per certi fatti, ha la possibilità di comunicare questa indignazione. Sì, anche messaggi controversi, anche messaggi provocatori, però forse è questa anche la forza dell'arte, non è che i messaggi di Bansky devono essere condivisi da tutti, però fanno riflettere sicuramente e soprattutto è un artista fortemente comunicativo. E questo è importante anche secondo me nell'arte, una comunicazione anche schietta e diretta che arriva, è facilmente comprensibile e quindi io ci tengo molto al fatto di portare a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, un'arte popolare, un'arte pop che sia comprensibile e che possa ampliare chi vuole fruire dell'arte, che è una cosa importantissima e quindi mostre come queste aiutano anche forse a uscire da certe nicchie ed ampliare invece il più possibile il pubblico che può usufruire di questa ricchezza. Assessore Bini, inaugurata oggi una mostra che calamiterà sicuramente l'attenzione del pubblico, una mostra che guarda a un pubblico vasto. Ma oggi abbiamo, l'ho detto con orgoglio, inaugurato la più grande mostra al mondo mai tenuta da questo misterioso artista contemporaneo e questa insomma davvero è un motivo di grande orgoglio. A Trieste, in Friuli Venezia Giulia, una mostra che durerà da ora fino ad aprile, una mostra che ha come dire, l'obiettivo di attrarre davvero tantissima gente, non solo dal nostro paese ma anche d'oltre il confine. Insomma, si diceva una regione Friuli Venezia Giulia che in questi anni sta crescendo moltissimo come attrattività turistica, una regione Friuli Venezia Giulia che sta crescendo moltissimo per quanto riguarda la qualità dei palinsesti che è in grado di fornire ai tanti visitatori, quindi mostre culturali, spettacoli, grandi spettacoli, tipo i concerti, eventi sportivi internazionali, i teatri che propongono anche in questo caso dei cartelloni significativi, insomma stiamo ricercando la qualità assoluta e il cammino è appena iniziato, avremo ancora molto da fare, ma insomma gli obiettivi sono ben chiari.